Ok. Boh. Boh. Che ci siamo. Scusate. Ok. Eccolo qua, Chinopio. Un uomo molto erotico. Eccolo qua, il dottor Chinopio. Ora, one moment. Pa, 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 ra, pa. Grande, grande, ecco Uguccioni. Grande Chinopio, sono a pezzi, ragazzi, ho tanti impegni e robe, però siamo qua belli carichi. Ricordo di lasciare un mi piace per sostenere Amedeo Doni. Ma dov'è Amedeo Doni? Dov'è il piccolo Amedeo? Un bambino curioso, piccolo Amedeo. Penso a Tokyo, veramente, sono un uomo finito. Volto a posto, raga. Si gode, si domina. Raga, sogno scudetto, sogno scudetto. Fa un po'. Eccolo qua. Grande, grande Amedeo. Buonasera, Eustace 90. Un nome erotico, se devo essere sincero. Lo sappiamo che è un nome erotico. Mamma mia. Adesso sto sistemando alcune cosette, raga, chiedo scusa. Visto che tanto aspettiamo un attimo prima di partire, ovviamente. Non possiamo partire subito, è contro il regolamento interno. Ecco Giuseppe Pettina. No, guarda, io sinceramente non commento l'Italia, non commento il Milan, non commento il calcio reale perché non è più il mio calcio, purtroppo. Ahimè, è così. Questa è la triste e dura realtà. Ti piacciono Goccioli le foto del matrimonio? Sono quelle, all'inizio ho messo quelle mie, ovviamente, i selfie così, queste sono quelle ufficiali del fotografo. Il fotografo, incredibilmente, qual è il nome del fotografo? Amedeo Fotografo Toro. Ecco, incredibile. Si chiamano tutti Amedeo Toro. È un mondo pieno di Amedei. Ok. Lo so, lo so. Grande Uguccione, grande. Comunque mi sto giocando l'editor 2000-2001, che per certi versi è anche quello vero mio proprio, perché quello 94-95 comunque ero ancora piccolo, ed è tanta tanta roba, spettacolo allo stato puro, raga. Devo riportare che anche se Football Manager il problema è che mi dispiace, è un gioco poco seguito, non capisco il perché. Ricordo a tutti di lasciare un mi piace, ragazzi, per piacere, per il piccolo Amedeo, un bell'uomo, con delle difficoltà. Ragazzi, qua siamo veramente in lotta per qualcosa di incredibile. Al primo anno. La classifica ci vede al comando con 0 sconfitte, ancora mai successo il primo anno. Con una squadra anche modesta, nel senso non siamo fortissimi ancora. Mm. Lo so. Quindi l'unico problema, ragazzi, è che ho fatto un po' di rinnovi off cam e speriamo bene con i soldi perché non siamo messi bene a livello economico. Anzi, siamo proprio in. Mamma mia. L'ho fatto. Però
Aspetta un attimo, però sì, non posso fare ufficio, rapporto, impostazioni budget, pagamento, clausole, contratto. Perché come faccio? Perché c'è la differenza, non posso con il budget acquisti, se lo devo vendere, ragazzi. No, ma non è la master praticamente. Io ho visto un attimo su Falco Nero l'inizio, ma c'è roba manageriale, c'è neanche manageriale, c'è il risultato istantaneo. Che cagata è? Cioè, è una cosa oscena, sinceramente. Tra poco si comincia, raga. Sapete, Polei Mangai, Agi, insomma, una vecchia guardia, c'è. Non è nemmeno una vera master. No, non è Falco Nero. Ho sbagliato. Perché? Non ho capito, ho sbagliato qualcosa, cos'è? Ah, come mitico Falco. Se ho sbagliato qualcosa chiedo Veni. Pa, pa, pa. Ragazzi, tra poco si parte. C'è molta tensione. Aspetta, adesso parto un po' più tardi perché fiogerò Toki, ho tanti impegni tra lavoro e altro e quindi lei è un po' dura. Ma qualcuno di voi gioca NGL Biathlon perché dovrei provare online, però magari con gente che conosco c'è molta tensione. Tanto un attimo il telefono. Raga. Vi ricordo sempre di lasciare un mi piace perché è fondamentale per il canale e per a me devo... Scusate, raga, mi sto svegliando perché sto cercando di sparare più cagate del solito. Però è impossibile arrivare il venerdì a quest'ora stanco, è la più grande sconfitta della storia, secondo me. Sono proprio sconfitte devastanti. Ma non sapete niente sui ragazzi Heyman, Agi, il Tudo? Cioè, ragazzi, il Tudo, manca il Tudo, raga, manca il Tudo. Maurizio Michelotto è un pupillo. Che bello avere un pupillo di nome Maurizio Michelotto. Momento come parlare sotto la guida di Carletto. Grande Michelotto. Bravi. Cioè, le pubblicità rompono i maroni. Adesso abbiamo la Team Cazzo però. Mettiamo un po' le riserve in Team Cazzo. E da ripartire se non sapo il sonno poi. Si parte con la Team Cazzo. Per la veneziana lo lasciamo un po', mettiamo Kaiser Francone. Poi mettiamo Prussia per Gai. Facciamo un po' di turnover, raga. Adesso l'intesa 94, anche con le riserve. Furgoncino per Mito. Cioè, sì, super riserve. Ma li teniamo agi, il primo tempo tutti non possiamo cambiarli. Mayweather. E andiamo, fioi. Vai. No, giochiamo, Team Cazzo, diciamo così possono giocare chi le riserve, diciamo. O comunque i giocatori che giocano un po' meno in questo momento. Comunque Ugo Cioni, Chinope e Doni ci sono sempre dal primo minuto, cioè impressionante. Vai ragazzi. Team Cazzo. Il Venezia vuole ben figurare anche in Team Cazzo. Tognin, bellissimo Tognin. Mamma mia Tognin. Tognin se ne va. Tognin! Ha preso un po' troppo Tognin. Obiettivo doble. No, siete grandi ragazzi, siete grandi. Vediamo se riusciamo ad
andare avanti anche in cazzo. Mayweather. Sidotino, vai Sidotino, bravo Sidoti. Agi. Dai Francone. C'è bisogno anche di Francone, ragazzi, vocina. Eccolo qua. Oddio, cosa razziale Gianpiccolo. Cosa razziale Gianpiccolo. Attenzione vocina. Vocina, se l'allunga vocina, peccato, attenzione il Tudo. Mamma, subito il Tudo. Ecco, forse devo sentire domani, forse. Ugoccioli, chiamami Prussione. Probabilmente mi sento domani per cominciare a imbastire il tutto per la serie. Attenzione il Tudo, magico Tudo. Magico Tudo. Mayweather. Il Tudo, vediamo il Tudo, è incredibile. Attenzione, Tognini, il Togno. Può far tutto Togno, il Tudo, alla mette e Francone dorme. Che madonna, che contropiedazzo qua del Genoa, attenzione. Che buco. Gol del Genoa. 1-0 Genoa. Dormita generale. No, cosa fai? Niente, vocina ragazzi. È in difficoltà. Sveglia. La Coppa Italia non è molto sentita, vedo, Oi. No, erroraccio. Grande furgoncino. Sveglia però, mamma mia che brutto inizio. Bravo Mayweather. Attenzione il bel Sidoti, concordo Sidoti. Vocina ci prova, vocina ragazzi. Troppa disco per vocina. Ugoccioni a vuoto Ugoccioni. Attenzione, Prussia, non ci arriva Prussia, forse troppo turnover. Furgoncino, mamma mia. La chat non è così. Però mancano tanti big, ma tutti volevano lo zoccolo duro e poi i big non si presentano. Male. Ormai i big sono Chinopio, Ugoccioni e Doni, ragazzi. Ma adesso fate scherzi, immagino, impegni, poi venerdì la giornata magari sai il weekend, inizia il weekend. Capisco, non è semplice, raga, non è semplice. Spero sempre di lasciare mi piace per la causa di Amedeo Doni. Donate all'155. Salvate un ragazzo, salvate. Amedeo. Attenzione Francone, Kaiser, Francone, vai Kaiser, il Kaiser. Entrenerà il Kaiser, mamma mia. Lo so. Ah, non viene vocina. Peccato per il signor vocina. Attenzione, Prussia. E non so perché ho messo Prussia 89, veramente un vaneggio a dir poco clamoroso. Sul tempo devo mettere i big però, Attenzione Ugoccioni per Sidoti lancia molto bene Francone che però niente, Francone ha dei problemi incredibili. Attenzione il Tudo, boom, non ci credo, Francone fa una bella cosa e il Tudo la pareggia, signori, super Tudo, già 1-0 Venezia, 1-1 Venezia con un gol afrodisiaco di Tudo su assist di Francone. Signori, il Tudo veramente è incredibile. Ma il Tudo non può non venire il Tudo però. Ma lo sai in chat, ha visto, cioè ragazzi il Tudo da mascotte sta diventando il leader della squadra. Cioè è incredibile. Il Tudo. Attenzione Tognin, sempre alla grande Togno per il Tudo. Attenzione il Tudo fa anche. Questo è il Tudo, ma queste cose no, Tudo, grazie. Bravo Togno. Attenzione Colombo, ancora buco, la difesa fa fatica, senza i due titolari, la difesa di Venezia fa acqua da tutte le parti, raga. Mio padre
Niente, in Coppa Italia, due riserve non vanno bene, 2-1 Genoa. Oh, lo zoccolo 2, hai ragione, Chino. Dai, sveglia però, peccato, subito 2-1. Ugoccioni lo vedo distratto, Ugoccioni in campo, Ormai Ugoccioni si sente un leader consumato dall'alcol. Agi, sì, ciao Tognin. Quasi di caro. Ugo. Fallo su Ugo. Umberto. Che bello essere un po' Umberto. Tutti noi vogliamo diventare Umberto. Ugoccioni. Russia. Le riserve insieme fanno fatica, però, Dai, Ugoccioni, ti prego. Bravo, Ugo. Vocina. Tudo, Vocina, voglio chiamare il favore. Vocina! Lo so. Rispetto al primo anno, saliera una roba grande, clamorosa, calma, però perché non mi sta molto piacendo questa partita, non stiamo giocando bene. Capisco le riserve, però ogni video è una storia a sé, ragazzi, lo sapete. Tra poco iniziamo con i cambi al 60°. Vocina, peccato. Ugo di testa, mamma mia, il Tudo. Signori, il Tudo! Che gol! Oh, ecco Agi finalmente, doppietta del Tudo, signori. È indescrivibile quest'uomo, cioè il capocannoniere della squadra. Mamma mia. Non ho parole. Ciao Agi, ciao Gheorghe. Gheorghe ha fatto un bellissimo secondo video, 2 settimane fa. Torniamo sul 2-2, però quel cambio lo devo fare perché ho capito le riserve, ma... Fuori gioco. Oh, povero Lucescu. Sì, bravo Goccioni. Ragazzi, il sogno scudetto comunque è possibile, però bisogna stare calmi perché manca ancora tutto un ritorno praticamente, cioè se non erro. Attenzione Chinope. Agi, eccolo qua, Gheorghe, che bello come il sole di giorno. Ma Vocina proprio non c'è. Vocina ha fatto un buon assist, ma troppo a disco per Vocina. Entra veneziano. Tudo è stanco, mettiamo il Bode. Mettiamo anche il pittore Eyman. Inventato qua. Abbiamo ancora 2 cambi, mettiamo almeno Apicella e ci teniamo un cambio. Ricordo di lasciare mi piace per sostenere la casa di Amedeo Doni. 1555, Fondazione Doni. Russia. Il Tudo, prima di uscire il Tudo si guadagna un bel fallo, bravo tu. Attenzione, Sidoti, vai Silotino nostro. E subito a Chinope. Eccolo qua. Eyman Gai. Gai pretende subito cose incredibili, bravo. Apicella recupera il Togno. Sta scaldando Amedeo. Una partenza un po' così di Gai. Oh, ragazzi. Mamma mia, che buco. Aia, grande furgoncino. Stiamo calmi, Chinope, stiamo calmi. Solo che oggi c'è Agi, e con Agi la squadra è più tesa perché Agi crea tensione con il suo carattere e la sua personalità importante, una personalità decisiva quella di Agi. Comunque comincia a piovere quel pezzo, pioggia leggera. Bravo Sidoti. Una Coppa Italia un po' svogliata però, sinceramente.
è secca se non erro. No, mamma mia, anche Veneziano, cagatissima. Veneziano comunque, che siamo primi con una stagione di Veneziano veramente così così, qualche bel gol, ma attenzione il Bode. Il Bode lancia Sidoti che è buona, bravissimo Bode per Concord Sidoti. Concord Sidoti. Ho vinto. Abbiamo fatto la punizione. Vai. Vai Sid. Vinto, so battere le punizioni. Quanto cazzo devo caricarla sta barra? Intanto ragazzi è pronto ad entrare Amedeo Doni, stellina fiammeggiante. Vai. Eccolo qua, considerato un sex symbol. Fallo. Mancano 10 minuti. Attenzione Sidotti, vediamo se pennella Sid. Pennella Sid! Ma non ci credo, ma non di testa Guy però. Neanche fuori. Fino a quando potremo cantare. O Padovano, vai a cagare. No, la cagata. Mamma mia. Qui le riserve non mi hanno convinto insieme, però attenzione Concord Sidoti, il capitano Sidoti, il bel Sidoti per Amedeo, vai Ame, mammame, grande Amedeo, la ridà indietro, Sidoti per Veneziano si gira malissimo, non è rigore ovviamente, non lo danno mai. Non parliamo dell'Italia. Attenzione Sidoti, purtroppo murato. Apicella, Api 3 per Chinope, per Sid, ti prego Sid, la pennellata, andiamo a casa. E Amedeo di testa, però ancora più una beffa. Ame corre. 89esimo, Ugoccione ancora di testa, un cuore Ugoccioni. Mamma mia Ugo, però adesso siamo un po' scoperti. Recupera poi Mangai per Ugo. Attenzione Ame per Agi. Vediamo Agi. Prova a risolverla Agi, peccato. Tempi supplementari. No, che buco adesso. No, non darla di là. Che buco. Mamma mia, grande pulmancino. No, cagata scandalosa di Chinope. Ma non fischia più. Mamma mia. Male. Male. Supplementari? Tempi supplementari con la regola della Medeo Doni gol. Vai. La squadra anche stanca, incredibile, ci stanchiamo di più alla fine. Però dentro la Coppa Italia un po' sono attenzione il Bode, forse in offside, il Bode no. Vai Bode! Il Bode! Grandissimo gol su assist di Doni! Eccolo, Michael Bode Jackson! Grande. 3-2. Bravo Bode. Bravo Ame. E bravo anche al Bode. Comunque Veneziano non è più l'uomo copertina, nel senso è una squadra più completa, forse no la cagata. Mamma mia, però veramente siamo distratti. Bravo Sid Veneziano un po' soffre. Vuole essere la prima donna, tutto vuole essere il fume, ma è un anno un po' così per il talentissimo. Attenzione Agi. Qua il Bode è lento purtroppo. Comunque non è la velocità il punto forte del Bode. Ancora cagata in difesa, mamma mia ragazzi.
Non ne prendiamo una in difesa in questa partita. Mamma mia, 3-3. Che partita, ragazzi. Male, male, male. Proprio serve apicella Giangrosso. Senza Giangrosso la squadra soffre troppo in difesa, però. Non va bene sta cosa. Attenzione il Bodelli. Bodelli, Veneziano. Boom! No! Di testa, peccato. C'è il primo gol di testa. Porca miseria. Ugo Conti, Ugo Cioni. Niente, ma vaffanculo. 3-3, partita veramente senza senso. Bella, ma inutile. Inutile sta partita. E fino a quando potremo cantare. Vai Gai, peccato, murato Gai, ma recupera il Bode. Il Bode lentissimo, ma Amedeo recupera. Buona la prestazione di Amedeo. Ame, ma Veneziano non è freddo come il sangue di un crotalo. Comunque la difesa balla. Attenzione, stiamo in mezzo, bravissimo Furgon. Lo so, Chinope, lo so, cazzo, Chinope, lo so. No, con Agi è così, con Agi la squadra è tesa. No, questa è bruttissima. Ancora Furgoncino. E fino a quando potremo cantare o Cubendone vai a cagare. Dai Fiori, dai. Amedeo, mamma, non può saltare Amedeo, però. Dai, Furgoncino. Che partita in incazzo. Veneziano, sponda vergognosa per non dire altro. Attenzione, Eyman di testa, la prende Gai, dentro del Veneziano che deve riscattare comunque. Niente, Veneziano proprio incredibile, un Cume non al top quest'anno. Attenzione Sidoti un po' lento a sparare stanchissimi, ciao. I rigori la vedo anche dura perché non sono abituato a battere i rigori. Grande Ugo, ma recupera ancora il Genoa, non è di più il Genoa. Furgoncino, mamma mia, uscita a vuoto, signori. Penalty. Allora, vediamo. Sidoti 99. Pole Mangai. Bode, mettiamo Veneziano per no, mettiamo Agi. Eccoci qua. Vai raga. C'è una tensione senza un senso logico. Lo stadio è ammutolito, tutti hanno paura. Concord Sidoti. Errore di Sidoti. Errore di Sidoti. Vai Furgoncino. No, via Sidoti. Gai. Errore anche di Gai. No, niente mirino, noi giochiamo così. Solo che sono due errori, ormai è finita. Furgoncino ci tiene a galla. Furgoncino, grande Furgoncino. Amedeo Doni. Grande Ame. Dai Furgoncino, non è ancora finita Furgon. Ancora il Furgoncino! Siamo ancora vivi! Agi. Gol di Agi, bravissimo Agi, torniamo in partita, che rimonta. Grande Furgoncino. Furgoncino. Ancora Furgoncino. Gol, mamma mia, che gol. Veneziano, che ne ha combinati di tutti i colori. Miracolo del portiere.
Incredibile. Furgoncino, salvaci tu. Furgoncino, salvaci tu. Furgoncino, salvaci tu. E invece no. Passa il Genoa, incredibile. Furgoncino ha fatto una grande prestazione. Tra di veneziano, proprio. È una stagione no. Pesante, perdiamo energie e usciamo dalla team cast ai penalty. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Adesso però concentration sul championship. Turnover e vaffanculo. Ricordo di lasciare un mi piace per questo tonfo in team cazzo. Vediamo un attimo. Allora, Ugoccioni. Cazzo. Cioè, tutti rifiutano. No, il Tudo accetta. Veneziano no. Ah, bene. Certi big non vogliono. Ai, ai, ai. Mamma mia. Ha rinnovato 2 e non rinnovato praticamente. Che bello. Come cazzo facciamo? Ah, perfetto. Cioè rischiamo di perdere i giocatori, FA. Vabbè. No, scusa? No, cazzo. Non era rinnovo di contratto, che a puttana. Infatti, no, 46 milioni. Vabbè, però poco male. Poco male. Che ho venduto? Pep, che a puttana. Ce lo ricompriamo, Pep, il prossimo anno. No, fiori, aspetta un attimo. Impostazioni budget. Ok, budget, trasferimenti. E dopo, appena posso, rinnovo tutti con i prezzi giusti. Che due coglioni. Vabbè, Peppe, non preoccuparti. Lo so, lo so. È l'unico modo. Speriamo che nella cagata di portare a casa qualcosa di buono. Che cazzo, però. Tu nessuno vuole rinnovare. Adesso abbiamo il Milan, anche bene. Cessione perfetta. No, mi dispiace. Allora, calma. Ora, Mito 27 abbiamo Ugoccioni. Ugoccioni, rinnovo del contratto. Dopo le clausole, pazienza. Agi rinnova in fretta. Abbiamo ancora un anno. Agi aspettiamo. Cioè, cominciamo con i 26. Che puttana. Giappeppo, sì, ma ritorna Giappeppo, stai preoccupando. Siamo qua tutti siamo qua tutti vol milioni solo il Tudo. Veneziano 6 milioni, cioè stavo facendo una minchia, 6 milioni il coglionazzo. Cioè 26 anche che sborro tutti. Rinnovo contratto. No, è colpa mia, è colpa mia. Ok. Furgoncino, rinnoviamo. No, sti cazzo dei rinnovi. Ho venduto aperto. Va bene, dai. Che poi siamo a... io ho come l'impressione. Infatti. Porca puttana. La cagata delle cagate. Allora.
No, come cazzo pensa? Lo facciamo qua, lo facciamo prima perché sono proprio andato. United States of America, ma Dio santissimo. Cazzo, perché è vero siamo ancora in mercato aperto. Incredibile sessione di Pep, no, io speravo il prossimo anno. Siamo senza anche un giocatore, ma Dio santo. Non ho parole. Lasciate un mi piace, ragazzi, per giocare. Piango. Ma che coglionazzo, però. Ero convinto al rinnovo del contratto, vai. Andiamo con i titolari, vediamo chi c'è, però c'è Tognini in forma, però non mi fido. Chinope, lasciamo in panca, non mi è piaciuto in team cazzo. Fake, Amedeo, Persidotti che è un po' stanco. Rimaniamo Michelotto per Gai che proprio non è in forma. Ugoccioni è morto, mettiamo Sossari. Vai raga. Dio puntato, sì. E no, non possiamo prendere, no, non possiamo acquistare giocatori reali. Porca miseria, però scusate raga. Vai Fioi. Ragazzi devono tornare però a vincere in team cazzo, vai. Cioè scusate il campionato. Non è neanche simile, il solito come rincoglionito. Siamo contro il Milan, però sulla carta è la partita più semplice del campionato. Noi c'è un rosso o nero distrutto, sono stufo della mia squadra così scandalosa. Povero. Dai raga, qua servono i 3 punti, però con un calendario difficile, se non erro, Milan Juve Lazio. Ricci per Pulisic. Per Origi mettono, mamma mia. Sossai. Attenzione Maurizio Michelotto. Veneziano sulla coscienza del rigore. Veneziano veramente in una stagione pessima. E il derby, no, non è un derby perché non è il Milan, non è la C Milan di Milano purtroppo. La C Milan di Milano purtroppo è finita. Con Silvietto, il nostro Milan. Modric. Attenzione Leao, Gianpiccolo. Vai Mauri, Amedeo scioccato dalla cessione di Pep, ma purtroppo le casse veneziane molto in crisi. Difficoltà economiche per il Venezia, mica il Tudo però non tiene sì. Mamma mia il Tudo ragazzi. Dai raga, concentration please, concentration. Oggi è una live un po' così. 2 Coppa Italia e cessione di Pep. Cioè, devo comprare subito Pep. Poi ci saranno 2 nuovi arrivi all'anno, però è chiaro che devo capire anche chi, perché certa gente che voleva entrare non l'ho più vista a parte il primo giorno. Sossai. Il Tudo, peccato. Corner curioso. Fake Amedeo. Serve il miglior veneziano però che non si è visto. È stato solo a tratti proprio a spruzzi. Scusate dai. Il cubo è difficoltà. Con una stanchezza incredibile. Sono stanco, spossato. Come sono del KG, che cos'è quello del magnesio là? Come si chiama? Il Tudo, no, Tudo. Attenzione, Ame. Guarda Amedeo, però guarda Amedeo, sono stati i suoi 5 centimetri. Dai Fioi. Attenzione Agi, numero di Agi sensazionale per Fake. Mamma mia, grande Agi, Fake, no, Fake, neanche rimesso. Asani per Fake. Veneziano ovviamente dorme. Qui per la C Milan di Milano. Ravio.
Occhio, niente da fare. Vai Asani. Partita collosissima. Agi, bravo Agi, sta veramente regalando numeri incredibili. Ma fake. La squadra forse sente un po' la tensione perché non ci aspettavamo un primo posto così anche in solitaria. Agi show per Veneziano. Il Cuba fa l'uomo assist. Sì, ma no, per Amedeo, dai, ma no. Amedeo che è alto 1,1 millimetri. Amedeo, che cross di Amedeo, pecca! Era cosa a far fake, mamma. Venezia è un po' svogliato però. Dopo le prestazioni sublime, proprio sublime. 2 settimane fa vedo un Venezia un po' spento per adesso, Attenzione, Origi. Il Venezia vuole anche l'imbattibilità oltre lo scudetto, però stiamo sognando un po' troppo forse. Attenzione Pulisic, bravo Api, Michelotto. Finisce il primo tempo. Non ce l'ho più Terence, no, Terence è in galera in Giamaica. Non è, attenzione che bello, però non è più, adesso è calata la notte. Cioè dopo il tramonto la notte. Dopo la notte il giorno. Dopo il giorno. Amedeo. Non capisco. No! Mamma mia, bravo Mito. Ma stiamo giocando male. No, che brutto. Ancora Mito. Attenzione però Gianpiccolo, bravo. Non era semplice a livello di tensione. Amedeo. No, Amedeo, mamma mia. Attenzione Ami. Bravissimo Amedeo, peccato, era bello, era molto bella l'idea. Magic. Bravissimo. Bravo Asa. Bravo, vai fake, vai. Super fake per Veneziano, attenzione il Cube, ecco, non ci credo, Veneziano, Paolo, non sai che fortunati però, attenzione il fake, passa la fake, cos'è? No, vabbè, non ci voglio credere, raga, concentration. Donate all'155 Fondazione Doni, mi piace Fondazione Doni, un bel mi piace per la Fondazione Doni. Sto provando tutte per cercare di sbloccarla. Dai Doni però, madonna. Che palo del Cuba, porca miseria. Attenzione, vai Doni. Tra poco cambi. La postazione change. Amedeo. È mancino Doni. Mettiamo Tognin che è un uomo strano, Tognin. Togliamo il Tudo, non benissimo. Mettiamo il Bode. Togliamo Michelotto, ho bisogno della classe di Gai. Abbiamo un compito difficile. Adagi, proprio giochiamo tutti in avanti. No, anzi, devi fare così perché sennò siamo fa mamma mia. C'è un modulo a dir poco afrodisiaco, mettiamo Prussia. Ragazzi, è una formazione un po' così, ma non posso fare altrimenti. Ho bisogno di tutti i giocatori in avanti, dobbiamo attaccare per forza, dobbiamo vincere questa partita ragazzi, se no comincia la crisi, me lo sento, dopo la sconfitta in Coppa Italia.
Attenzione, subito Prussione, vai Prussia. Attenzione, Prussia si ritrova in una posizione strana. Prussia, Veneziano, il gol di rapina di Veneziano. C'è qualcosa che non va? No. Però mettiamo Sidoti. No, Sidoti no. Agi è stanco però. Non si parla che no, però tenerli così. Vai. È la coppia storia, lo so. Attenzione, Prussia gioca in una posizione non proprio. Attenzione al Bode. Sponda. Tonin l'occasione! Non ci credo, Magic. Ma la para. Che occasione per il Tony. Attenzione a Sossai la prova. Madonna, siamo che sfigati, però meritiamo noi, cazzo. Il Milan non ha fatto niente, dai. Sì, c'è la porta stregata. Attenzione Gai, la classe di Gai, la classe immensa di Gai che non va. Anche Gai in un momento di crisi nerissimo, però il Milan è ancora più deficiente. Vai Gai, vai Prussia. Niente, Veneziano non ce la fa. Gianpiccolo, lancia Tonin. Occasione d'oro per Tonin, attenzione. Vai Gheorghe, gran numero di Gheorghe per il Bode, ancora Gheorghe, fallo su Gheorghe però dai. Siamo più sbilanciati adesso, attenzione, fallaccio di Sossai. Yellow card per Sossai. Inizio che non mi piace, L'82esimo, Agi la butta su per il Bode, ma il Bode non è un velocista. Rabio. Chicaio. Capitano America. Apicella, ma mi ha spostato Apicella, ma c'è Mito. No, anche con le mani, cazzo. Api. Veneziano, sponda incredibile per il Bode. Cosa fa il Bode? Ti prego Bode! Non ci credo, il Bode la sbaglia, non ci credo, siamo sfortunatissimi oggi. Togni la mette in mezzo, ti prego Tonio. Per Prussia! Ma non ci arriva di niente. Sì. Vai Tonio. Tonio, cosa inventa Tonio? Ma vaffanculo. Tonio ha fatto un numero. Pareggio 0-0. Non un gran inizio di live. Dopo le imprese della scorsa partita. La classifica è la Lazio torna sotto a -2. Porca miseria. Siamo tutti là del Milan. 28 punti al Milan. Ma vaffanculo, va. Scusate ragazzi. Adesso andiamo. Attenzione, big match con la Lazio. Il big match con la Lazio. Ma che calendario che abbiamo, mamma mia. Cerchiamo di capire le trattative. Ugoccioni. Calma. Ugoccioni, no, trattative per il trasferimento. Eyman, accettiamo il rinnovo. Rinnovo Eyman. Rinnovo Gai. Rinnovo Sidoti. Rinnovo Veneziano. Rinnovo Zincaro. Però non mi scambiano dei budget, nemmeno 2. Ecco, lo sapevo. Adesso rischiamo. Rischiamo, ragazzi, di la bancarotta. Ma che cagata è questa? Tutto ingaggi. Siamo da un veterato giocatore, ragazzi, eh?
Cioè, qua dobbiamo vendere gente, qua siamo a -2, rischiamo la bancarotta. Porca puttana. Che cazzo, cosa facciamo, raga? Cosa facciamo? Perché, cioè, io non so se già a fine mercato rischiamo la bancarotta. Non ci sono soldi, raga. No business, no money. Aspetto voi. Possiamo, non so, abbiamo già... Cioè, o mandiamo... Sì, ma quanto prende il Kaiser? Sì. Non credo. Provo, ma non credo, non è... Aspetta però. Dai, forse possiamo aspettare e capire, speriamo, salviamo per sicurezza, per capire, buttare via tutto, no, anche no. Vabbè, speriamo bene. Speriamo bene. Siamo a gennaio. Vabbè, un bel calendario abbiamo, Un bel calendario duro. Furgoncino per Mito. Lasciamo così, ragazzi, lasciamo così, vai. Ragazzi, queste... Ok, sì, sì, Amedeo, lo so, dai, speriamo. Sì, ho messo tutto quanto il budget ingaggi. Ricordiamoci di Gepeppe. Prima cessione illustre, anche per salvare la baracca, perché senza la cessione di Gepeppe eravamo ancora peggio. Quindi a questo punto comunque va bene. Adesso però ragazzi, concentrazione massimale. Voglio di tutto adesso. Ci giochiamo lo scudetto, almeno siamo a +2 sulla Lazio. Però giochiamo all'Olimpico. Vediamo. Ragazzi, ma Eyman dove cazzo è il mio Eyman? Ame. Ugoccioni. Faccio una cosa, mando un attimo. Comunque Eyman non mi impegnato. Scusate. Ok, messaggino tattico a Gai, vai. E adesso concentration please, Gai. Agi per il Tudo. Il Tudo, bravissimo, peccato. Attenzione Doni però dà fastidio. Ugoccioni. Ugo. Attenzione Venezia, il primo gol di testa! E gol! Non ci credo. Ugoccioni stava regalando il primo gol di testa attraverso. Ha preso 52 palle e 27 traverse. Per Fiori. Ame. Non ci credo, anche la traversa. Non ci credo. Che sfiga. Che sfiga maledetta. Lo so. Siamo sfortunati, momento di sfiga per lo zoccolo duro, attenzione il Tudo. Attenzione, bravo Concordo Sidoti per il Cume, la maledizione del Cume di testa continua, attenzione il Cume su Sidoti, boom! Grandissimo gol del talentissimo quando conta. Il Cume c'è sempre. Boom Cume, boom. Grande assist del nostro capitano, del nostro Concordo Sidoti. Nosli subito, mamma mia.
È arrivato il re. Occhio. No, vede, occhio a me. Mamma, grande furgoncino. Lazio chiaramente non può perdere questa partita perché in casa siamo ed è a -2. Ma manca ancora tanto, raga, manca ancora troppo. Ancora roba nostra. Vai Tudo. Is of course making his first start in quite a while now. Insieme Gai. He's going to be disappointed with that. Il Tudo. Well played. Peccato, dai. Raga, non è finita la partita, vedo già una squadra molto rilassata. Zaccagni. Dai, Fiori. Romagnoli played out towards the right wing. Noslin gets into some space. And it's Hussain. And here's Facchino. Guendouzi. Roba nostra, roba nostra. Vai Furgoncino, bravo. Bella partita di Furgoncino. Veneziano di tacco, si perde. Dai Tudo, no! Hussain. Noslin. Ugoccioni. Numeraccio di Ugoccioni. Qua sbaglia tutte le veneziane, prova il miracolo, il cubo è un pallonetto orribilante. Un pallonetto abbastanza orribilante. Però siamo 1-0, questo è quello che conta. Sessione dolorosissima quella di Giapeppe, ma sta salvando un po' la baracca perché siamo già sotto di soldi. E Giapeppe ci ha dato un po' d'ossigeno e tornerà sicuro. Male. Molto bene, madonna, Ugoccioni, che attenzione il Tudo. Veneziano, peccato. Peccato, raga. Sidoti, ha preso un assist sublime. Nodone di testa però. Ugoccioni anche a destra, Ugoccioni, mamma mia che cuore Ugoccioni. Che cuore Ugo, fallo su Ugo. Fallo. Bravo Umberto. Concord Sidoti. Peccato. Vai Sidotino. Veneziano di testa ancora, ne va una al culo di testa, no? Siamo in vantaggio per il momento. Cosa fa il culo? Bello. Furgoncino, la tira su. Per il Tudo. Si è visto poco il Tudo. Ugoccioni ancora. Amedeo. No, madonna, ma che buco è? No, Gianpiccolo, no. Mamma mia, meno male che è un coglionazzo st'altro. Bravo Furgoncino. Amedeo. Si invola Amedeo. Prova il tiro Amedeo. Mamma mia, Amedeo. Poi non capisco tutto, però un tiro decente me lo fai. Oggi manca una chat con i soliti noti meravigliosi che amo, ma una chat priva di numerosi idoli dello zoccolo duro. Mi dispiace. Allora, Vesino. Attenzione al cubo. Il cubo per il Tudo, attenzione al Tudo. Ancora un miracolo. Stiamo dominando. Sto mangiando troppi gol. Sidoti, Concord Sidoti. Angolo un po' telefonato, ma ritorna Sidoti.
Ah, sbaglia quel sito. Zaccagni shifted upfield. Patrick gently done. No, ti prego, non la beffa, stiamo dominando. Bravo Gianpiccolo che recupera. Has a look to the possibilities. Il tubo di testa non ci arriva, Amedeo dorme. Veneziano. Il Tudo. Amedeo che fa una gran cosa. E il Tudo però il Tudo non è lentissimo. Ugo. Bravo Ugo. Molto forte anche di testa Ugo. Agi. Madonna Agi che numero! Peccato, ma che numerazzo di Agi. Si vede pochissimo problema Gai purtroppo. In questo modo un po' sacrificato, però non mi convince Gai. È una stagione un po' difficile anche per Gai questa. Ci prova il gol di testa, raga. Ma non è facile. No, la cagatissima, no, la cagatissima. No, fallo. Dio. Esce un Tudo, un po' così, entra Kaiser, Francone. Esce Sidoti, entra Fake. Capitano Agi. Esce Gai, mettiamo Prussia. E mettiamo il Tonio per Amedeo. Sì, sì, un Tudo un po' così. Ammonito piccolo. Giangrosso si butta qua. Pericolosissimo questa Cataldi. Meno male. Bravo Tonio. Vai Tonio, vai Tonio. Il Tonio lancia vocina. Non te la fare. Siamo in vantaggio, ma stiamo giocando male sta ripresa, La stiamo giocando male. Api. Chinope. Lancia Veneziano. Attenzione Gianpiccolo, Api, 3 fallo anche di Api. Siamo in grossa difficoltà, siamo stanchissimi raga, siamo stanchissimi. Guccioni è praticamente morto, un morto in campo. La fine di... Mamma mia. Mamma mia. Tutti ammoniti. Raga, bisogna tutto il vostro supporto. Veneziano sponda. Sbagliatissima, ma Vicella dorme. Gianpiccolo. Per il Cume. Cosa fa il Cume? Che è il match winner. Teniamo duro, teniamo duro. As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it. And I think that's happened in this case. Zaccagni. No, adesso, non la beffa adesso, per piacere. Non la beffa adesso. Ti scongiurano Marusic, bravissimo Chinope. Ma guarda che bavosi, guarda che bavosi. Andiamo a casa, vai Vocino, andiamo a casa. Bravo Prussia, non è mai fallo. Che si è inventato Prussia, poi fa una cagata. Grandissima vittoria di sofferenza mi è andata. Mamma mia, più 5. Torniamo più 5 dalla Lazio, mamma mia, partita soffertissima. Vediamo la classifica, siamo... sì. Raga, incredibile, stiamo... Il sogno è possibile, Venezia e Fiorentina adesso, ma stiamo qua. La decide come sempre il talentissimo Maurizio Michelotto, rinnovo del contratto. Non che sia più schifo. Crisi finanziaria senza i presidenti e così.
Siamo contro la viola. La partita da non sottovalutare. No. Apriamo Eman un po' più. Apriamolo così, vediamo. Che si è messo. Diamo un po' di fiducia a Gigi Palla, un po' di riposo a Gheorghi. Furgoncino ancora in forma. Andiamo avanti, aspetta un attimo. Andiamo. Skei. Dai raga, con la Fiore voglio altri 3 punticini. Siamo al penso. Vai, tramonto penziano. Gian piccolo. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. Awesome. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Edin Dzeko. He's a real handful up front, Peter, and not just because of his height and that physical presence. He's got excellent awareness and technique, and that allows him to... Vai Tudone, vai Tudone. Vai Tudone, avete in mezzo malissimo. Grande Tudone. Con angolo. Non l'ho visto. Pablo Mari. That's really well maneuvered. Brilliantly cut out. Dzeko, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Fioi. Mamma mia, dove sta dentro, mamma mia. Vai come lo è. Pensa di Gigi Palla. Sidoti. Veneziano. Concord Sidoti, peccato. No, Apicella no. Vai. Ma questa è da vincere, lo so, però siamo un po'... una squadra un po' affaticata, Attenzione a Gino Infantino, signori, Gino Infantino. Mamma mia, l'ho vista dentro. L'ho vista dentro questa, bella. Occhio. Bravissimo Furgo. Vai Ame. Tudo. Bravissimo Tudo. No, i cross di Tudo fanno un po' ridere. Attenzione Gai. Peccato. Ragazzi, ricordo di mettere un mi piace a questa live per la Fondazione Doni e donare all'155 Fondazione Doni. Vai Sidoti. Il Tudo di testa fuori. Ancora corner. Ancora il Sid. Vabbè, che di testa rido. Chinope. Gigi Palla. Tudo. Il Tudo. Gigi Palla, brutto fallo di palla. Brutto fallo di palla. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. One ball by the goalkeeper. The
looks as though there's been a call to arms here for those 6-foot plenties to head towards the penalty area. Occhio. They've got plenty targets awaiting, so they'll be looking to get on the end of Mamma mia che gets played into the box. Dai Fiori. Il Tudo. Gai. Gai in difficoltà, ma Veneziano recupera il Tudo, ruba palla Veneziano, il Tudo! Il Tudo di rapina, il Tudo vuole rubare veramente la gloria Veneziano. Il Tudo. 1-0. Incredibile, il Tudo vuole rubare la scena veneziana. Come nervoso, però si vede che il Come non accetta questo ruolo di comprimare. Il Come è uno come tutti, uno come gli altri, è un Come così. Deve accettare questa cosa quest'anno. Attenzione, la squadra viene prima di tutto. Occhio però, Goodmanson buchissimo, Edin è bravissimo coach. Gianpiccolo. No, madonna, che cagata ancora, però Pioi sveglia. Gino Infantino, rigore. Dio santissimo, rigore per Pioi. Attenzione Api. Tutti protestano, ma l'errore c'è. Vediamo. Ah, voluto fare. Attenzione Zeco contro Furgoncino, un idolo per 2 rigori parati in Team Caz. Gol però di Zeco, 1-1. Che leggere qua, cosa fa il Cume? Cosa fa il Cume? Però recupera Veneziano. Subito per il Tudo, ma sbaglia Veneziano, troppo precipitoso. Attenzione Gai. Cosa fa Gai? E dopo però la perde, ma la recupera Gai. Oh, lei non... Cioccolatino beige. Uno a uno, al Tudo risponde Edin. Vai. Vai raga. Ho sprecato un vantaggio con un rigore regalato. Pablo Mari. Aiuto. Dai ragazzi, dai. Bravo Tino. No. Siamo stanchi raga, Miracolo con un Gianpiccolo, ma siamo stanchissimi. Raga, siamo a più 5, però non abbiamo ancora vinto niente, gran calma. Il Tudo. Bravo Chinoppi di cuore. Veneziano per Amedeo. Dai Gai lancia sui doti, bellissimo, ma è dura. Bravo Sid. Bravo Concorde. Veneziano per il Tudo. Ecco, ha preso un po' troppo della sua classe il Tudo. Amedeo vola. Vola. No. Vaffanculo. Qualche cambio va? Ma non ne può più. Intragi. Fuori per Astori. No. Entra il Bode. Entra anche Michelotto per Gigi Palla. Togliamo a Picelle che è ammonito, mettiamo Zincare e vediamo.
Faccio... No, mamma mia cosa ho rischiato. No, poi rubo a provare perché. Grazie Furgo. Grazie Furgo. Il Puma sfondona un po' così. Attenzione. Il Bode nulla da fare, fallo però dai, ti risveglia. Sidoti. Gianpiccolo. 1-1 con la Fiorentina, no, però cazzo, dopo l'impresa all'Olimpico con la Lazio. Ancora Buchi, stanno giocando malissimo, niente da secondo tempo, crolliamo raga. Bravo Ugo, dai un po' di inventiva Agi, bravo Agi. Il Bode lancia Sidoti, Concordo Sidoti, Veneziano, Murato il Puma. He's got away. Does well to get it back. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Michelotto. If we're going to get a winner, it's got to come now. Excellent. Well, that's a foul. Free kick's been given. Esterni avanti, che provo, fai su che vuoi altri. Siamo tanto sbilanciati però, No, aspetta. Togliamo Amedeo, mettiamo Tonio. Vai. Time for a change in personnel. Well, with the introduction of such a tall man there, we may well see a predictable lofty route forward, but it's still very hard to deal with that, you know, if they can affect it right. Ugo Cioni ancora, l'onnipresente Ugo, Agi. Veneziano lancia Sidoti, vai Concordo Sidoti. Bravissimo Sidoti. Numero di Sidoti. Gol! Non so come va entrata. Qualcuno ci vuole bene, autogol di Rezzerini, incredibile. Grande Sidoti, ci ha creduto, c'è andata di culo, Incredibile gol, incredibile gol. Incredible, Puma. It's incredible. Grande Amedeo, grande Amedeo. No, la cagata. Bravo piccolo. Agi. Agi vede il Tonio si invola, il Tonio si invola. Il Tonio. Passaggio un po' curioso del Tonio. Perché mancano 2 minuti, la stiamo sfangando veramente questa con un autogol clamoroso. Agi, vai Bode, peccato. Bravo Agi, Veneziano, il Bode per chiuderla! Grandissimo gol del Bode, 3-1, chiusa. Assist di Veneziano che si sveglia. Bravi raga. Ottimo 3-1. Grande Medeo dalla panchina. Moise, attenzione. Grande furgoncino. E fino a quando potremo cantare O Padovano vai a cagare. Occhio. Guarda le cagate, bravo Bode. Finisce qua, ottimo 3-1, bene. Veneziano un assist, ma Veneziano fa fatica in zona. Procediamo bene. Dai, vi confesso che sono veramente stanchino. Andiamo avanti, però è dura. 44-49.
Andiamo a Pisa. Qua. Maurizio, Michelotto, inizia a fare. Andiamo a riprovarci. Facciamo così. Devo recuperare Agi. C'è Eyman, io senza Eyman non so stare certo che la squadra si sta risultando. Certo che se il tutto continua così, però sta un po' rischiando perché il Bode è veramente in forma. E fino a quando potremo cantare. Allora, Sidoti distrutto, mettiamo il Bode a destra. Capitano Gai. Togni per un Doni finito. Asani per Chino. Mayweather per piccola e stanca. La difesa rischio tanto perché però devo fare così. Vai. Colpisa, cazzo. Speriamo che no, adesso. Speriamo che no. Aiuto. Raga, devo trovare forse anche un altro giorno per le dirette. Forse il venerdì non va sempre bene. Sono veramente a tocchi. Tutte le canzoncine. Il tutto mantiene il posto perché comunque ragazzi è il nostro goleador, però fa proprio di fatica, è molto stanco il tutto. Bravissimo Zincaro. Zincaro per il Kuma. Asani. No, erroraccio. Mamma mia, grande mito, Bode. Il factotum Bode può giocare ovunque. Molto bene. Agi. Singola Gheorghe, Agi. Prova il tiro, bello. Ok, piccolo, ok. Ottimo Zincaro. Agi. Peccato pure. Bravo Agi, va per Tognin. Tognin in area, Tognin entra in area. Bravo Tognin. Il veneziano pensa alla figa, cioè ma perché? Sta giocando bene però il Venezia vuole lo scudo, bravissimo Tudo, di fisico per il Bode, mamma mia che giocata il Bode, non ci credo, ennesima traversa di testa, no, non ci voglio credere, assist sublime del Bode, non riesco a segnare di testa, la mia arma vincente, anche nella realtà. Voglio capire che cioè, nessuno riesce a regalare il primo assist di testa al Kun. C'è il buco, attenzione, quadrato, furgoncino. Mamma mia, miracolo. Mamma mia, però qualcuno ci ama, sono che fortunato in difesa. No, Agi! Bravissimo Agi. Gheorghe. La perde male. Ancora Asani, grande prova di Asani oggi, Mangai. Bruttissimo passaggio di Gai. Sì, non vuole entrare piccolo, non vuole entrare. Mayweather, un intervento fenomenale di Mayweather. Gai, bellissimo per il Bode che la lascia scorrere. Vai Bode. La mette in mezzo, veneziano di... Bello, questo era un capolavoro al volo, niente, neanche questa, oh. Neanche così il Bode sta giocando un calcio sublime oggi, Non ci credo. Gol del Pisa, dominiamo noi, gol del Pisa, pazzesco.
Matteo Tramoni 1-0. Dominio veneziano, segna il Pisa, c'è una parola. Dopo le 1000 imprese più 5 sul lato stiamo perdendo a Pisa. Gai vuole subito rispondere, Gai nero, Gai incazzato nero, ha niente da fare. Bravo Agi, bel recupero per il Bode. Sta deliziando la platea il Bode, ma non basta. Il Bode per Gai. La Gai completamente fuori forma. Speriamo di ribaltare. Attenzione il Pisa, mamma mia. Il Boccioni la recupera. Finisce la prima frazione. Bruttissimo primo tempo nonostante il dominio, ma siamo in vantaggio. Vai Cuba. Attenzione, il Tudo non si è visto. Non è che la prossima partita cambiamo qualcosa, però raga vedo che la squadra non è più come prima con questo modulo, comunque con questi interpreti. Il bot merita la titolarità adesso, Bravo Bode per Gai. Niente, Gai non esiste, sì. Non è l'anno di Gai, non è l'anno di Veneziano. Bravissimo Osani, partitona, Zincar la butta su. Tudo, bravo Tudo. Veneziano da molto bene. No, non è vero, fuori gioco. Eyman. Mettiamo Michelotto. Mettiamo il capitano veneziano, forse il veneziano soffre questa cosa. Mettiamo il Bode in attacco, che tanto può far tutto. Mettiamo Sidoti. E mettiamo Amedeo Doni. A spingere. Vai Ame. Oggi mi sento la prestazione sublime di Ame. A rischio l'imbattibilità, cazzo è vero. Cazzo è vero raga, cazzo bene, cazzo è vero. È a rischio l'imbattibilità. Io sveglia, grazie mille Ame. Adesso me la ribalta Ame, lo so, me lo sento. Dai Fiori. Non possiamo perdere l'imbattibilità a Pisa, per piacere. Con tutto il rispetto. Attenzione, veneziano. Deve essere linkato dal Cume. Attenzione Ame, l'ho detto. È rigore! È rigore! No, il cupolotto, ma questo è rigore netto su Amedeo, dai! Ma per cortesia, Agi, bravo Agi, dai, adesso. Porca puttana, l'imbattibilità. 58esimo. La squadra non risponde neanche con i cambi per il momento. Bravo, attenzione Agi. Agi deve prendere in mano il centrocampo, bravo Agi, ma il Bode qua un po' si nasconde il Bode. Zincaro. Attenzione Amedeo, bravo Amedeo. Il Bode si gira benissimo il Bode. E dopo la perde il Pisa, sempre tutti franco-baresi, cazzo. Noi siamo veramente a rischio. Bruttissimo fallo di Sidoti, molto nervoso. Ha ammonito Sidoti, iniziamo in casa, ma è giusto. Dai raga. Agi. La lancia per il Bode, ma il Bode non è un velocista. Qua serve il Cume, però attenzione, Sidoti da molto bene, ma Veneziano forse è lento, no! Veneziano ci arriva, la mette in mezzo per il Bode, ma c'è l'intervento del difensore del Pisa. E non Michelotto che la va... Oddio. Adesso ti immagini assist di Michelotto con il testa di Veneziano? No, è possibile. 70esimo, il Pisa vuole sbancare contro il Venezia proprio. Vuole togliere l'imbattibilità. Bravissimo Zincaro, però la perdiamo. È teso Venezia, è teso? No, Fiori, no. Mamma mito.
Veneziano fa un numero che non è incredibile. Il Bode per Veneziano, vai Cume, dimostra di essere il più grande. Quando conta il Cume c'è sempre di solito Veneziano, fuori! Fuori. Sì, il Bode svogliato con le piccole, come Clarence. 76esimo. Mayweather. Devo usare lanci lunghi, forse non è la scelta giusta, però incredibile Pisa, incredibile il Pisa, Sidoti ti prego. Dio santissimo. 81esimo, la stiamo rischiando proprio contro il Pisa. Dopo un filotto di partite incredibili vinte o comunque pareggiate con squadroni, perdiamo a Pisa, io che credo. Sidoti, concordo Sidoti, Veneziano va in mezzo, Sidoti. Non si può. Cosa aveva fatto Sidoti? Concordo Sidoti fa. Ugoccioni, tutti in avanti, anche i difensori, stiamo rischiando adesso Michelotto. Ugoccioni. Sbaglia Ugoccioni. Michelotto ci prova, ma è errore anche di Michelotto. Agi ci prova. Cade. Attenzione Sidoti, la sbaglia malissimo. È finita ragazzi. Perdiamo l'imbattibilità. Un palo e una traversa anche oggi, ma questa volta ci costa l'imbattibilità. Finisce l'imbattibilità del Venezia, cade a Pisa Matteo Tramoni. Un Venezia però veramente svogliato, che forse sente il peso di una responsabilità troppo grande per i bambini di 16 anni. La Lazio però perde, attenzione, rimane invariato il distacco. Qualcuno ci ama, raga, rimaniamo a questo. Cioè, incredibile. Nella sfiga è andata bene, potevamo andare però, ragazzi. Ciao Daniel Andrew, potevamo andare a più 8 però, ma si è andata anche di culo, Adesso mantenere, devo tornare a questa formazione, però è un po' meno spregiudicata. Ciao Daniel, ricordo un mi piace. Un po' mi secca proprio perso quel Pisa. Adesso Venezia e Torino devono subito riprendere la forma però raga, Kaiser Francone merita la titolarità perché sta in forma, vediamo. Il Bode per Sidoti. Mettiamo come capitano, vediamo se si sveglia. Tonni no. Urgoncino. Sossai per Ugoccioni. Molto in difficoltà a livello di stanchezza. Vai. Che l'impianto sì. Venezia Torino, il Paint un po' sconvolto, la sconfitta col Pisa, ma siamo rimasti a più 5, questo è importantissimo. È ancora tutto nelle nostre mani, raga. Dai, attenzione subito il Cuba, vuole riscattarsi il Cuba, attenzione subito Veneziano, spacca tutto, Ah, peccato. Comunque stagione difficile per il Cuba. Lo so Mayweather. Ha fatto anche 2 partite finora Mayweather oggi. Ha fatto anche un miracolo incredibile Mayweather contro la Viola. Agi. Però quanti pali, il Bode qua fa un errore di valutazione. Gianpiccolo. Lancia il Cume, offside. Palo anche così. Dai che siamo più liberi Doni, No, io ho un sogno, avere vicino a me un piccolo Amedeo Doni che mi dà consigli, ragazzi. Il mio grillo parlante è Amedeo Doni. Vocina, vediamo Vocina. Anche Vocina sta giocando. Scandaloso di Vocina.
Ottimo. Attenzione. Attenzione ragazzi, vedo un Venezia veramente cotto a livello fisico. Gol di Simeone. Ai ai ai, altro che scudetto già vinto. Beh, ci sta il momento un attimo di crisi, in un campionato con una classifica comunque bassa. Attenzione, vocina. Fallo su vocina, cazzo! Fallo su vocina, però, dai. Siamo bambini di 17 anni, ragazzi, è normale. Amedeo lancia vocina. Qua il numero di vocina, grande Amedeo e vocina, vai a fare in culo vocina, sei un bell'uomo, va a fare in culo, sei in discoteca. Cosa aveva fatto Doni, oh? Ma Doni è forte, Doni è il problema che è un bambinotto delle elementari che gioca a calcio, quello è il problema di Amedeo. Chinope. No, Chinope, errore veramente grossolano. Per Francis Ford Coppola Chinope. Vocina per Amedeo. Attenzione, Ame. Pallaccio su Doni, mamma mia. Addio, attenzione, Doni è morto. Ragazzi, un mi piace e una donazione per Amedeo Doni. Attenzione, forse è morto Doni. Attenzione, forse è morto Doni. Non capisco se Doni è morto. Eyman vuole riscattarsi per una punizione in capolavoro. Vediamo. Amedeo Doni è rotto, eh? No, cosa fa Eyman? Bello. Eyman è proprio in crisi nera. Doni, ragazzi, è fuori dal campo. Attenzione, Doni, donate per Doni, signori. Bode. Veneziano, Venezia in un momento di crisi verissima. Attenzione, qua Vocina fa una bella cosa. Il Cube! Niente da fare. Attenzione, il Bode recupera. Prova il cross. Vocina. Agi. Amedeo rientra in campo. Mamma mia, che brutto fallo su Doni, però, signori. Stiamo perdendo anche col Torino, rischiamo dopo 20 risultati utili consecutivi, rischiamo una doppia sconfitta. E questo è in casa. Attenzione perché siamo veramente in difficoltà, Gai che sembra un ectoplasma, Gai. Mamma mia, Gai. Salutiamo per un po' Poleman Gai. Crisi nerissima per Poleman Gai. Attenzione, Vocina per Amedeo. Madonna, Amedeo, veramente l'hanno massacrato. Amedeo. Mamma mia, che fallacci su Doni. Sossai. Agi. Anche Agi la perde. Siamo stanchissimi. Più dopo un girone d'andata mostruoso cominciamo a sentire la fatica. Ai. Sossai. Veneziano, sponda non riuscita. Ma il Bode ci prova, bravissimo Bode. Agi. Anche Agi la perde, sta dominando il Torino a centrocampo. È finito il gate di Gianpiccolo. È finito. Sarà soffrire tanto, ragazzi, mamma mia. Attenzione, Giovanni. Grande Prudoncino, ma siamo in una crisi senza fine. Finisce la prima frazione, 1-0 Torino. Ecco Sossai. Siamo in crisi Sossai, serve il tuo mi piace Sossai. E la donazione per Doni che c'è un infortunio grosso, Amedeo Doni gioca ma con un ematoma incredibile nelle zone, diciamo, intime.
dove Eyman ha perso il pene a Bologna. Attenzione. Niente, oggi proprio non ci siamo. Anzi, ma in realtà abbiamo cominciato bene, comunque bene, a parte la Coppa Italia. Ma con le big abbiamo fatto tantissimi punti, siamo a più 5 sulla seconda, siamo in piena lotta scudetto, anzi siamo i favoriti a livello di punti. Ma la prossima sconfitta col Pisa, qua rischiamo di perderne un'altra. La squadra non c'è. Vai furgoncino. Agi. Penso che può essere in cazzo da veneziano però. Attenzione, no, fuori gioco. No, invece no, Vocina, bravo Vocina, bello per il Bode! E niente da fare. Gai. Vocina, non ci credo che non sei neanche fortunati, bellissimo assist qua di Gai. Mamma mia, Vocina stacca. Gai ancora. Il body di testa male. Raga, bisogna di voi, non possiamo perdere le 2 consecutive. Bravissimo. Vai Sos. Attenzione, veneziano. Niente da fare. E fino a quando potremo cantare? Mettiamo il Tudo, mettiamo Tonio per un Amedeo morto. La morte di Ana. Siroti. Lo mettiamo Agi trequartista. E Gai. Mettiamo Michelotto, dai. Almeno mette peso Michelotto. Anthony, c'è un buco, subito Sidoti. Ti prego Sid. Veneziano di testa, non ci arriva. Agi, cosa fa Agi? Cagata Agiana qua. Siamo il 2-0. No. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Bravo Sidoti, concordo Sidoti. Ma veneziano non scatta. La squadra è ai minimi termini. La squadra è ai minimi. Raga, non è l'ultimo supporto, penso sia l'ultima questa perché so tocchi. Agi. Bravo Tudo che entra bene. Un po' sfortunati. Non vorrei rischiare di perdere veramente la stagione anche per un Marincume non al 100%. Tutti in avanti rischiamo veramente il tracollo, ma non serve a niente adesso. Guarda il Torino che mongoli. Guarda che schifo. Momento veramente orribilante. Il Tudo. Api in avanti anche Api. Api per Sidoti, ti prego Sid, mettila bene Sid. Il Tudo, siamo proprio sfigatissimi però
Che brutto momento, bravo Michelotto, poi però la perde. Non ci siamo però, sono tutti in avanti, ma siamo la seconda sconfitta consecutiva. Bellissima per il Tudo, questo è regolare, vai Tudo! Attenzione Api per il Tudo, ma il Tudo dopo, attenzione Tognin, ti prego Tonio. Dopo 20 risultati utili consecutivi, 2 sconfitte consecutive, signori, anche questo è il calcio. Api, il Tudo, c'è anche il fuorigioco, finisce qua ragazzi. Per oggi basta, vediamo se magari di portare una diretta magari un'altra settimana, un martedì magari, adesso vediamo. Incredibile, quando Agi entra in chat andiamo, sempre malissimo, pazzesco. Non è colpa di Agi, ovviamente è la squadra che se non possiamo sperare in un blocco delle altre, se adesso tornano tutte in corsa, la Lazio vince, il Milan perde però. C'è anche l'intro adesso, piove durissima, ci sta, dopo tante, guarda la difesa, sembrano che la miglior difesa, l'attacco fa un po' cagare, cioè no, neanche l'attacco non è male. Raga, su tutto il Comune Veneziano, a sto punto riposiamoci e vediamo di tornare martedì magari. Calma ragazzi, non è ancora finito nulla. A Mediodoro infortunati, 4 giorni per riprendersi, povera, cioè tutto contro, oggi anche l'infortunio di Doni, proprio tutto. Raga, un salutone, buon weekend. Non distendermi un attimo perché sono a pezzi. Un abbracciotto, si riprende con Parma, Udinese e poi il big match contro il Naples. Raga, alla prossima. Ciao!